La pandemia, la pandemia, la pandemia è una fesseria voluta da chi vuole che all'elemosina vai te. La pandemia, la pandemia, la pandemia è una malattia che per deprimerti di più stai in casa e guardi la TV. Ma se violi il coprifuoco sei senz'altro un delinquente, oltre a un pessimo fetente. Ai 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 ai. C'è chi fa la passeggiata e poi passa la ragione mentre lo sorprende il drone. Ai 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 ai. Complottare un maledetto, ti vuoi pure smascherare, all'ospedale devi andare a vedere l'emergenza per la tua sporca incoscienza. La pandemia, la pandemia, la pandemia è una bugia voluta da chi vuole che il vaccino la faccia da re. La pandemia, la pandemia, la pandemia è una pazzia. Il tuo lavoro perderai mentre il ristoro non avrai. Ma se non vai a fare il tampone e neppure il vaccino, hai il cervello piccolino. Ai 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 ai. E se nuoti in mezzo al mare, prima il gel ti devi dare per non farci contagiare. Ai 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 ai. Se in casa soffri le tue pene, puoi tagliarti anche le vene, andrà sempre tutto bene. Ai 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 ai. La pandemia, la pandemia, la pandemia è una fesseria voluta da chi vuole che all'elemosina vai te. La pandemia, la pandemia, la pandemia è una malattia che se non guardi la TV il Covid non esiste più. Ma se segui il protocollo, vigile tachipirina, l'ospedale si avvicina. Ai 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 ai. E se ti vuoi far visitare, il tampone è meglio anale, che se muori di Covid l'affarone è tutto lì. La pandemia, la pandemia, la pandemia è una furberia voluta da chi vuole che la dittatura ancora c'è. La pandemia, la pandemia, la pandemia è una porcheria, come il vaccino che ti fai, così potente arricchirai. E se invece sei un bambino, non puoi andare più in giardino, ti è impedito di giocare, tanto meno di abbracciare. E se diventi rosso a scuola è perché hai la museruola, ci hanno dato un'altra sola. Ai 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 ai. La pandemia, la pandemia, la pandemia è una frenesia che se non scappi presto via il tuo vicino fa la spia. La pandemia è anche un po' colpa mia, che se speranza non avrò son certo che mi salverò. Legittima, dobbiamo chiederci, la priorità che i nostri politici ad oggi assegnano al tema della sicurezza? Oggi che la scienza ha compreso cos'è il SARS-CoV-2 e l'eziologia stessa della malattia da esso provocata, la Covid-19? È possibile che la diffusione di politiche della sicurezza di uno stato di guerra a bassa intensità permanenti, ormai promulgato dal 31 gennaio 2020 ad oggi, fungano come strumento per organizzare il consenso, marcare l'identità e mantenere il controllo sociale? Se realmente ci fosse un'epidemia provocata da un agente patogeno con alto tasso di letalità, come vorrebbero venderci da un anno, avremmo bisogno che ce lo ricordino H24 a reti unificate o basterebbe passeggiare per le città? Non vediamo morti in ogni angolo e nessuno nega i morti e nessuno nega il virus, mi raccomando. Però sento ancora qualcuno che equipara il SARS-CoV-2 alla spagnola. La prima causa di morte nel mondo, signori, se ce lo siamo dimenticati, con 25 milioni e mezzo, sono le malattie cardiovascolari. Ma vi do anche un'altra informazione. Ci sono 9 milioni di morti per malattie respiratorie delle alte e basse vie respiratorie da tubercolosi, pneumococco, micobatterio e tutto quello che è anche l'influenza stagionale. 9 milioni, 3 volte il Covid.
Un'altra domanda che dobbiamo farci è: perché non ci siamo mai fermati per altre influenze ben più gravi di questa? Andate a vedervi i dati di mortalità dell'Istat anno 2015 e metteteli a raffronto con la mortalità di tutto il 2020 e del primo trimestre 2021. Non dovete credere a me, i dati ci sono e sono sotto gli occhi di tutti quelli che vogliono vedere. Governare per mezzo della paura di un nemico interno ed esterno, anche contro i principi etici universali, è l'ultimo gradino della decadenza politica. La creazione del nemico è tutto qui il gioco, creato e rivenduto per mezzo di informazioni univoche, senza possibilità di discostarsi dal pensiero unico, in assenza di un vero contraddittorio, ma con censura e delazione che è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo al massimo 10 padroni del pensiero unico e detentori della verità unica. Il resto della scienza è stata oscurata, ma non stanno impedendo a noi comuni mortali di parlare, stanno oscurando, come nel peggior periodo medievale, gran parte del mondo scientifico. Ad oggi si deridono e scherniscono biologi, farmacisti, virologi, immunologi, indipendenti, nazionali ed internazionali. Chi ha letto Orwell 1984 sa benissimo di cosa sto parlando. Ogni giorno anestesisti, medici ospedalieri, infermieri e avvocati, soldati al fronte in questa battaglia al virus, o altri medici facenti parte del famoso gruppo delle terapie domiciliari Covid, di cui abbiamo l'onore stasera di avere un prezioso medico. Com'è possibile allora a questo punto, ci diciamo, com'è possibile che la maggioranza delle persone non comprenda cosa sta succedendo e che tutto questo venga accettato nel silenzio della popolazione? È semplice, perché queste purghe sono fatte senza che nessuno dia risalto alle epurazioni chirurgiche quotidiane e siccome non lo dice la TV, non è vero! I dissidenti vengono inviati alle trasmissioni non per dar loro il diritto di parola, signori miei, ma per essere esposti al pubblico lubidrio. Una volta c'erano le carceri e i roghi, ora ti cancellano socialmente le persone. Cosa è successo a Montagnier? Hanno detto che era un vecchio pazzo il nome per la medicina. Per cui la scienza in cui tanti si sciacquano la bocca ad oggi è stata sostituita dallo scientismo, individuato da Karl Popper come fede cieca e dogmatica nella scienza. Questa fede, in quanto tale, è estranea allo scienziato autentico. La scienza non può essere un atto di fede, deve essere in continuo divenire o saremo ancora nelle caverne. Nessun governo democratico dovrebbe poter legiferare usando strategie del terrore con messaggi falsificati o mistificati, continuando ad ascoltare su una parte della comunità scientifica con spesso evidenti conflitti di interesse, mentendo spudoratamente alla popolazione che ad oggi, isolata, mansueta e piegata, va in fila indiana a farsi un vaccino sperimentale. Non c'è frase peggiore dello fanno tutti o me lo ha detto la TV. Mi scende il cervello dal naso quando mi rispondono così. Il distanziamento sociale, rivenduto e scambiato dal distanziamento fisico preventivo, è alla base della politica di manipolazione delle masse. L'obiettivo è politico, non è sanitario. No, che sia chiaro. Non hanno voluto soltanto isolare per sempre gli individui, DED, smart work, delivery food, il mostruoso coprifuoco, nascono solo con questo intento. Vietare l'aggregazione, come invece tentiamo di fare con le nostre piazze, che significa uno scambio di opinioni in un mondo reale. Gli individui sono sempre più soli, terrorizzati dalla paura di morire. E in questo modo manovrabili e disposti a fare qualsiasi cosa, stanno scambiando la loro libertà per qualsiasi cosa gli venga chiesto dall'alto e questa è una cosa angosciante. Per cui ora capite perché in pochi insorgono, capite perché ci dicono siete la minoranza, perché se una cosa non lo dice la TV non è reale, queste piazze non vanno mai in diretta, chi dimentica la storia si condanna a riviverla più e più volte. Ci sono ancora persone che girano mascherate da sole in mezzo alla strada o in spiaggia, le vedete tutti. Fino all'altro giorno era ancora in uso il coprifuoco, che non ha mai avuto un valore sanitario. Il coprifuoco non ha nulla di scientifico, ha solo valore politico. Ce lo ha ricordato anche il CTS, ok? Che la libertà si esercita, la libertà non si chiede.
delle parole, nella manipolazione di massa, signori, non è mai casuale, rinnovato poche settimane fa dal capo della protezione civile, e non a caso abbiamo il generale Figliuolo sempre in divisa con la penna d'alpino. Scusatemi, ma è una cosa che è veramente intollerabile. Si sdoganano termini come coprifuoco, confinamento, potenza di fuoco. Si parla di andare a stanare i non vaccinati casa per casa, per non parlare dei danni collaterali, ok? Delle morti di nessun nesso. Misure severe ma giuste in virtù di un nemico comune, perché ora la caccia alle streghe, signori, non è più nei confronti della sola informazione libera. Ora il nemico siamo noi, che sia chiaro, liberi pensatori. Si fa entrare un'idea che inizialmente crea repulsione, incredulità, ma se ne comincerà a parlare quotidianamente. Tenete mal focus presente sui vaccini o il Green Pass, che vedrete che vi viene subito in mente che cosa stanno facendo. Il mantra dei vaccini è iniziato ad aprile 2020, quando manco si sapeva cos'era sto virus. Tanto per essere chiari. 2. Divieto ma con qualche eccezione, si apre il dibattito, scienziati, opinionisti, abbiamo i signori giuristi che discutono apparentemente e liberamente, ma è già tutto pilotato. Troverete nei media soltanto persone che portano avanti ormai quest'ideale. Accettabile. Le persone iniziano a pensare: io non lo farei mai, ma perché impedirlo agli altri? Ecco, si entra nel socialmente rilevante. Partono i talk show, scatenano blogger, influencer, la televisione e i giornali non parlano d'altro. Tutti hanno visto i selfie con le punturine, no? Cioè una cosa aberrante. 4. Diventa ragionevole. Non c'è nulla di male. Bene, non c'è nulla di male, siamo già con un passo nella fossa, perché poi sarebbe opportuno. Ormai la cosa è normale, è accettata. Ormai non si parla più del tempo, si parla di che vaccino hai fatto. Follia collettiva. Fine dei giochi, non esiste più libero arbitrio, tutti devono seguire passivamente o attivamente la nuova norma sociale, anche se contraria all'etica e al diritto naturale che regola le nostre vite. Libertà sul proprio corpo, libertà di pensiero, libertà di movimento. Lo Stato di diritto viene sovvertito e in nome di una presunta sicurezza o dello scientismo stiamo subendo i peggiori attacchi dal dopoguerra. Non possiamo più tacere, dobbiamo aggregarci, continuare a scendere nelle piazze e creare una massa critica al fine di ripristinare l'unica normalità, non la nuova normalità, l'unica normalità che è la nostra carta e i nostri diritti costituzionali. È chiaro che se noi riusciremo a fare massa critica, la pandemia così com'è gestita, perché il problema non è la malattia, è come è stata gestita, questa gestione finisce oggi. Cammino in mezzo a gente mascherata che mi risulta estranea, lontana. La mia nazione mi risulta estranea. Voglio scappare e non so dove andare. Io non riesco più a leggere per intero un articolo di giornale sul Covid senza che una rabbia paralizzante mi impedisca di continuare. Io mi voglio difendere dalle menzogne e non voglio ascoltarle, non voglio leggerle. Sono come le menzogne di uno psicopatico e lo psicopatico mina la tua identità e più passa il tempo e più mi sento isolata. A volte penso di essere pazza. Penso di essere come Don Chisciotte contro i mulini a vento, però ci sono centinaia di migliaia di Don Chisciotte come me, forse milioni che la pensano come me, ma non si fanno avanti, basta comunque cercarli, se ne scovano tanti e quando li fai parlare parlano, ascoltano e parlano e molti di loro troveranno qualcuno disposto ad ascoltarli che a loro volta parlerà. La democrazia si fonda sulla circolazione delle idee, quindi parlatene. Su 100 morti, circa 75 morti potevano essere evitati, quindi facciamo le proporzioni, se solo fossero stati curati tempestivamente, come hanno studiato per decenni tutti i medici specializzati in infettivologia. Non si è mai sentito che una malattia la curi quando è grave e non la curi quando è lieve. Ci hanno detto di aspettare a casa
finché non respiravamo più e poi andare in ospedale. Hanno lasciato gente di 80 anni con la febbre a 40 per giorni e giorni, cadevano per terra, non li hanno visitati, chiamavano l'ambulanza e dicevano no, è ancora troppo presto, aspettiamo un altro po'. Vergogna, queste sono morti che sono state causate da questa gestione scellerata che ha continuato e continua, ed è questa la vergogna criminale, a negare l'esistenza delle cure. Hanno raccontato che noi eravamo in balia delle decisioni del gruppo di scienziati del CTS. Ma chi sono questi del CTS? Sono scienziati? Non sono tutti scienziati. La maggior parte sono burocrati, sono persone che hanno responsabilità nei dipartimenti dell'amministrazione sanitaria, sono persone che devono far quadrare i conti. E soprattutto il CTS è stato nominato dal potere politico e al potere politico deve rispondere. Come possiamo noi affidargli la nostra vita? È una follia. Ci hanno detto adesso l'ultima bugia, che i morti sono calati grazie ai vaccini. Non è vero. L'anno scorso, nello stesso periodo dell'anno, i morti erano calati uguale. Ci stanno trattando come delle pecore ammaestrate, ma noi non possiamo permettere questo. E io sono veramente, veramente preoccupata per il futuro mio, dei miei figli, per il futuro di questo stupendo paese che ha conosciuto la dittatura neanche 100 anni fa e si è completamente dimenticato di tutto quello che è stato conquistato con il sangue. Il vero nemico allora è la nostra stupidità. E non dovremmo permettere di essere trattati in questo modo. Ci sono persone che stanno male e sono abbandonate, danno la tachipirina a aspettare anche a chi prende il Covid dopo il vaccino. Ho letto su delle cartelle cliniche, per dire. E quello che è stato fatto con la scuola è qualcosa di molto molto grave. Bisogna fermare questa deriva anche su questo punto. Costringere i bambini a stare seduti al banco con la mascherina per 6 ore di fila senza alcun motivo epidemiologico. Io vedo gente che va in giro con 2 mascherine, 3 mascherine, ma pure 4, ma perché no? Ma è allucinante. E la scuola non è la DAD. Non lo è neanche per un adolescente. La scuola è alzarsi la mattina e prendere il tram. La scuola è imparare a stare nel tempo, a stare nello spazio, a stare insieme ad altre persone pubblicamente. La scuola è camminare per la città guardando che ora è. La scuola a 15 anni è anche lo sguardo della compagna che ti piace, e la scuola è scegliere cosa indossare la mattina. La scuola è sentirti di far parte di un gruppo, sperimentare il mondo. La scuola è il confronto continuo con gli adulti fuori dalla cerchia familiare, e la scuola è la notte prima degli esami. La scuola non rientra per lo Stato italiano tra le attività necessarie. La scuola della vita non serve, perché quella vita ce la state rubando. Tu, governo, hai tolto e vuoi continuare a togliere agli scolari la scuola della vita, e rischi di creare una generazione di ritardati sociali, oltre che di ritardati scolastici. E pensate che la regione Lombardia addirittura ha fatto una delibera a febbraio, adesso non mi ricordo la data, comunque all'inizio della pandemia, dove vietava ai medici di andare a visitare malati con sintomi influenzali, cioè il medico doveva visitare solo il malato senza sintomi. Questa è di una gravità, questa cosa, e noi abbiamo accettato anche questo. È come se ci dicessero che i soldati non devono andare a combattere al fronte perché non devono morire, allora si lascia la popolazione sotto le bombe perché il soldato non può rischiare. Che cosa ci hanno raccontato e che cosa abbiamo accettato? Ci hanno tolto il diritto alla cura, e questo è un diritto che riguarda il diritto alla vita, e con questa
con queste motivazioni hanno continuato a raccontare che stavano difendendo la nostra salute, lasciavano i malati abbandonati, continuano a lasciare e hanno intenzione di continuare a lasciare i malati abbandonati, perché non c'è nessun segnale che ci fa capire che queste autorità sanitarie stanno davvero pensando seriamente a organizzare un sistema che possa garantire cure precoci quando ci sarà un'altra ondata, perché questo si teme. Quindi è evidente che adesso i nostri governanti faranno come l'anno scorso, che diranno che bello, siamo usciti da questa situazione, e se poi ad ottobre ci saranno di nuovo casi di Covid, ci saranno ancora persone abbandonate a casa, allora voi dovete dire a tutti che non si deve aspettare se si ha il Covid, e questa è la prima cosa. Ho iniziato a raccogliere testimonianze di famiglie che erano state contattate per i vaccini sui bambini di 2-3 mesi, bambini portatori di handicap, chiamati durante le feste di Pasqua. Vengono chiamati con l'inganno le famiglie, perché in questo momento stanno saltando tutti i protocolli e anche chiedono il consenso informato con una telefonata. È una cosa abominevole, come se fosse acqua fresca, bambini di 2-3 mesi. E allora noi stiamo andando avanti, perché poi io ho denunciato tutto questo in una trasmissione a BioBlu e ovviamente sono partiti poi i giornalisti del mainstream e Mentana con il suo giornale Open a dire davanti alle testimonianze di famiglie che era tutto falso. Ovviamente molte famiglie magari ci cadono perché non si informano e magari già tanti bambini si stanno vaccinando. Nel 2014 l'Italia è stato scelto come paese cavia per le vaccinazioni sui bambini, 10 vaccinazioni obbligatorie, da 4 a 10 vaccinazioni obbligatorie, un crimine, come se non bastasse, ora anche i vaccini anti-Covid. Negli anni 90 la Pfizer fu accusata di andare nei paesi del sud del mondo a fare sperimentazioni sui bambini, approfittando della poca conoscenza di quelle famiglie che vedevano i medici arrivare dagli Stati Uniti come la salvezza per i loro bambini e ignari non sapevano che invece erano bambini cavie. L'Open Day di Johnson & Johnson degenera in maxi rissa, urla, spinte e malori col miraggio monodose. In fila c'erano soprattutto ragazzi ventenni. Io mi vergogno e mi sento responsabile perché non siamo riusciti a comunicare con i giovani e a fargli capire che cosa sta succedendo non solo in questo paese. Ecco, mi sono chiesta, ma come mai questa ossessione per le vaccinazioni è tutta occidentale? Cosa c'è dietro questa ossessione? Come è possibile che l'OMS, che dovrebbe tutelare la vita di miliardi di persone, non è più un organismo indipendente? Perché dietro ci sono sempre loro, Big Pharma. Ecco qui, questa è una parte della rete pazzesca che ho ricostruito, ma è una parte. Chi sono i finanziatori delle principali 4 Big Pharma che stanno diffondendo e distribuendo i vaccini in Occidente? Ci sono loro. Vanguard, BlackRock e State Street. È un drago a 3 teste. Vanguard ha la testa più grande perché è anche in BlackRock e in State Street come le scatole cinesi. Sono soltanto 3, i fondi sono i più grandi ovviamente, i cosiddetti mercati, i mercati finanziari, no? Ecco, sono loro dietro Big Pharma, ma non solo. L'OMS non è libero, dietro ci sono
le grandi case farmaceutiche, e poi abbiamo altri due soggetti, organismi fondamentali in questa ricostruzione di un puzzle che ho cercato di mettere insieme, e sono le agenzie di controllo, quelle che devono dire se il vaccino è buono o non è buono, se è possibile commercializzarlo, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti e l'EMA europea. Sapete chi c'è dietro loro? Sono sempre loro, Big Pharma. Per il 14% l'EMA viene finanziato dal bilancio europeo, dai soldi di noi cittadini europei, ma l'86% ci sono loro, Big Pharma. Stessa cosa, con percentuali diverse, la Food and Drug Administration. Il controllore e il controllato sono la stessa cosa! Ma non solo, perché dietro le più grandi, questo è il pensiero unico, dietro le grandi società di informazione ci sono loro, dietro il cibo, Big Food e Big Drunk, ci sono loro. E guardate, dietro anche le agenzie di rating che hanno in mano interi stati, agenzie private. Vi ricordate nel 2011? Ve lo ricordate quando dovevano far entrare Monti e un'agenzia di rating disse che l'Italia era un paese che stava sull'orlo dell'abisso perché qualcuno aveva pigiato il bottone e aveva deciso dall'alto che doveva entrare Monti al governo. Così gestiscono le nostre vite. Pensate che per difendere la vita, come ci vogliono far credere, tutelare la nostra vita, si sta perpetrando la cultura della morte e della paura. Ci ritroviamo, perché la storia procede così, va avanti, indietro, ci ritroviamo, sembra in un punto di non ritorno, in una nuova dittatura sanitaria, in una nuova guerra, perché è una guerra, solo che è una guerra subdola, è una guerra silenziosa. I nostri nonni combattevano una guerra e sapevano chi c'era dall'altra parte, sapevano chi c'era il nemico, perché almeno i dittatori avevano il coraggio di metterci la faccia. E invece noi oggi abbiamo dall'altra parte dei criminali che si macchiano di azioni criminali e non hanno neanche il coraggio di metterci la faccia. E per questo noi siamo in questa situazione e siamo in minoranza, perché è difficile scoprirli. Ma verrà un giorno in cui ci saranno anche tutto questo. Io sono sicura e spero che si parlerà di crimini di Stato. Dobbiamo ripartire dai nostri territori, dobbiamo ripartire dalle nostre ricchezze, ripartire da dove ci hanno distrutto, perché hanno puntato alla distruzione delle economie locali, di tutto ciò che faceva grande l'Italia. La storia ha dimostrato sempre che quando ci sono i colpi di Stato, e questo è un colpo di Stato del neoliberismo, quando ci sono i colpi di Stato c'è anche un momento di risveglio, perché le persone capiscono quello che non capivano prima, e quindi lì dove c'è più buio c'è anche più luce. I grandi cambiamenti non sono mai avvenuti perché la massa ha compreso che dovevamo andare in un'altra direzione, ma perché un piccolo sparuto di persone hanno avuto il coraggio di far andare il mondo in un'altra direzione, e quindi noi ce la possiamo fare. Allora, la storia comincia il 30 gennaio del 2020, quando tutti noi non immaginavamo neanche lontanamente quello che sarebbe successo, e il governo, ricordandosi di un grande film della commedia all'italiana, Amici miei, ha deciso di emanare il decreto di dichiarazione dello stato di emergenza. Perché si è ispirato a Amici miei? Perché il conte Mascetti, come tutti sapete, era solito ingarbugliare le idee, soprattutto a vigili urbani, poliziotti, facendo la famosa supercazzola prematurata.
La dichiarazione dello stato di emergenza è una supercazzola prematurata in versione legislativa. Ma attenzione, perché se è vero che una risata li seppellirà, questa è gente malvagia, gente che ha l'intenzione di rovinarvi la vita e ve l'ha rovinata per 1 anno e mezzo. La dichiarazione di stato di emergenza viene utilizzata per, come dicevo, prendere la Costituzione della Repubblica Italiana e buttarla nel cestino della carta straccia. Con questa alzata di ingegni costituzionale si sono inventati un nuovo sistema per fare le leggi. Non noi qui nella piazza, però la stragrande maggioranza di questo paese è gente che non ha il coraggio civile di affermare i propri diritti e di ribellarsi quando si tratta di ribellarsi. Se fossimo stati un paese normale avremmo tutti quanti coralmente detto al governo: è uno scherzo, è una supercazzola, come dicevo prima, è ovvio che voi non vi potete inventare di limitare tutte le libertà fondamentali per atto amministrativo. Se proprio c'è una ragione di farlo, ve ne andate in Parlamento, vi prendete le vostre responsabilità e fate una legge, che si poteva fare tranquillamente, perché quando vogliono fare una legge, quando si tratta di salvare personaggi famosi, quando si tratta di curare interessi inconfessabili, le leggi le fanno rapidissime, ci mettono un secondo a fare le leggi in questo caso. Invece no, in questo caso no, come recentemente gli ha detto il Consiglio di Stato, che è necessario avere uno strumento duttile. A me viene un brivido freddo lungo la schiena quando qualcuno mi dice che ci vuole uno strumento duttile legislativo. Lo strumento duttile legislativo, tradotto in italiano, significa qualche cosa per fregarvi più facilmente, ok? Questo è lo strumento duttile legislativo. E chi ha coniato questa frase? Il Consiglio di Stato, cioè il giudice. Questo pochi lo sanno, un giudice che non ha nessuna indipendenza, perché buona parte dei giudici che sono all'interno del Consiglio di Stato sono di nomina governativa. Noi ci lamentiamo della separazione delle carriere tra PM e magistrati giudicanti e invece al Consiglio di Stato ci sono giudici che sono stati nominati dal governo, quindi rendiamoci conto di che cosa parliamo. In più, giudici che entrano e escono dalle pubbliche amministrazioni come capi di gabinetto, come superconsulenti. I DPCM sapete che avevano una scadenza mensile, settimanale, ogni settimana ne facevano uno nuovo. Allora io deposito il ricorso, il giudice non pensa che il fatto che stiano calpestando tutti i nostri diritti fondamentali sia un problema e quindi se la prende comoda, no? Non c'è fretta di decidere la causa dell'avvocato Fusillo che disturba con una cosa seccante, con la Costituzione, il diritto di libertà personale, il diritto di libera circolazione nel territorio della Repubblica. Quindi ci fissano l'udienza con calma, no? Non c'è fretta. E quando arriva l'udienza ci dicono quello che poi hanno detto a tutti gli altri. Infatti io poi mi sono stufato di impugnare i DPCM perché si andava sempre a finire nello stesso modo. Ci dicono vabbè, ma ormai è scaduto, non avete interesse a impugnarlo, non è scaduto, pazienza, quindi non avete interesse, il ricorso è inammissibile. E tanti hanno avuto la stessa storia. Le Costituzioni sono come una cintura di castità, le cui chiavi sono detenute da colei che porta la cintura di castità e quindi è facile violarle le Costituzioni. Ed è quello che è successo, perché noi abbiamo vissuto 1 anno e passa di diffusa illegalità e non si vede la fine di tutto ciò, perché andiamo avanti a DPCM, anche se adesso ci dicono che sono diventati bravi e fanno i decreti legge. Andiamo avanti, peraltro attenzione, non è che DPCM e decreto legge chissà che cosa cambia, cioè se io violo la Costituzione con un decreto legge, con un DPCM, con una lettera, con una legge costituzionale, non cambia niente. La questione che conta è la sostanza, è la violazione dei nostri diritti. A che cosa serviva questa situazione nella quale noi ci troviamo attualmente, no? Finta dichiarazione di emergenza,
terrorismo televisivo per cui la gente si è effettivamente spaventata, soppressione delle cure, perché questa è l'altra cosa, no? Alla narrativa che ci hanno somministrato 24 ore su 24 è direttamente funzionale il fatto di dire: questa è la peste nera, non c'è cura, chi si prende il Covid è spacciato. Allora, se noi vivessimo in un paese normale, una persona come Andrea Stramezzi starebbe tutti i giorni in televisione a spiegare come ci si fa a curarsi dal Covid. Non vedremmo loschi figuri, zanzarologi ed altre cose di questo genere che vanno lì a propinare menzogne. Noi oggi abbiamo i vaccini sperimentali che sono stati autorizzati d'urgenza perché c'è il Covid, ma invece quando alcuni medici hanno proposto al Ministero delle cure alternative si sono visti rispondere: ah sì, interessante, magari fate una ricerca a doppio cieco, mettete una trentina di milioni di euro per fare questa ricerca e quando avete finito, fra qualche anno ne riparliamo. Hanno avuto la dabbenaggine, la faccia tosta di rispondere in questo modo a chi si presentava con le cure. E non mi stancherò mai di ripeterlo, ci sono decine di migliaia di morti sulle coscienze di questi criminali. E infatti, come molti di voi sapranno, ma se non lo sapete ve lo dico di nuovo, la seconda importante iniziativa che io ho fatto è quella di predisporre insieme a Franco Trinca una denuncia molto articolata nei confronti dei vertici della gestione sanitaria di questo paese, ipotizzando reati gravissimi, ma che purtroppo ci sono stati. Noi parliamo di strage, di condotte terroristiche, di associazione per delinquere, ma se io penso alle decine di migliaia di morti che avrebbero potuto essere salvate e che invece si sono presi tachipirina e vigile attesa e poi sono finiti intubati in qualche letto di ospedale, anche se magari i loro parenti non se ne rendono conto, queste sono persone che gridano perché devono avere giustizia e noi che siamo sopravvissuti a questa stagione, dobbiamo giustizia a queste persone e non ci dobbiamo fermare mai finché questi morti avranno avuto la giustizia che meritano. E noi dobbiamo essere orgogliosi di essere quei pochi che stanno dicendo di no a tutta questa situazione. Siamo pochi ma diventiamo sempre di più e per quanto possiamo essere pochi noi abbiamo dalla nostra parte la verità e la giustizia e quindi non dobbiamo mai smettere di andare avanti. Quindi il vaccino, sebbene sia sperimentale, non si può mettere in discussione. Guai a qualcuno che dice: ma parliamone, cerchiamo di capire, approfondiamo, vediamo cosa c'è dentro. C'è uno studioso indipendente al quale è stata data una fiala di ognuno dei 4 vaccini che vanno per la maggiore per dirgli: analizzala e vediamo un po' che cosa c'è dentro questi vaccini. No, non c'è. E se qualcuno prova a dire una cosa del genere, chiedere una cosa del genere, sono sicuro che incontrerà un'opposizione ferrea. Non si può fare. Come? Togli una dose di vaccino a uno che poteva morire perché non gli facciamo il vaccino? Questa è un'altra cosa che noi dovremmo chiedere a gran voce. Vogliamo un'analisi indipendente, controllata dalla magistratura, dei vaccini per sapere fino all'ultima molecola che c'è dentro a questa robaccia. Se il vaccino fosse una cosa talmente meravigliosa da un punto di vista medico, ma ci sarebbe stato bisogno di fare una legge per renderlo obbligatorio. Ci sono dei vaccini che hanno salvato l'umanità da malattie gravissime, ma che vuol dire questo? Non è che il mondo è bianco e nero e tutti i vaccini sono uguali. Sappiamo che c'è vaccino e vaccino. Questi vaccini sono vaccini, diciamo, cerchiamo di essere cauti, sono vaccini di cui non si sa molto, che sono in fase sperimentale, che non sarebbe opportuno dare e non sarebbe opportuno imporre alla gente, e dopo gli operatori sanitari ne verranno degli altri.
Oltre alla Costituzione ci sono tante altre norme che sono ben al di sopra delle norme di questo tristo paese, e in particolare ci sono una serie di principi del diritto internazionale che non si possono toccare e che sono di diretta applicazione in Italia. Il discorso sarebbe lungo, ma io mi limito a una norma in particolare, che è l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea si applica direttamente in Italia, non è che ci deve essere qualcuno che la attua, che la dichiara, che la trasforma in legge, è come se fosse una legge italiana. E l'articolo 3 dice che in materia di biologia e medicina qualsiasi trattamento è subordinato al consenso libero e informato del paziente. Punto. A differenza della nostra Costituzione non ci sono eccezioni, non è che la Carta dica sì, però se c'è la pandemia, se c'è questo, c'è il consenso libero e informato del paziente, punto, non ci sono eccezioni, non ci sono ma, non ci sono se, devono disapplicare la normativa del DL 44. E se non lo faranno qui andremo avanti, andremo alle corti superiori, andremo alle corti internazionali, perché non ci fermeremo mai, perché questo è uno scempio. Non voglio lasciare ai miei figli un paese come quello che stiamo vedendo. E neanche voi, da quello che sento, ed è importante. La più bella delle parole, quello per cui vale la pena vivere. Ma non sono una virostar, non sono un infettivologo, pur avendo avuto un grande maestro, che è il professor Elio Guido Rondanelli, che è scomparso da poco, che guarda caso è stato il mio maestro di malattie infettive, così come il maestro di tutti i più importanti medici che da marzo 2020 curano il Covid. Parlo del professor Cavanna, del professor Garavelli e di tanti altri. È stata una grande scuola, lui era il presidente della Società Mondiale di Malattie Infettive e ci ha insegnato che noi dobbiamo curare il paziente, non dobbiamo aspettare, non dobbiamo mettere la segreteria telefonica, dobbiamo visitarlo, toccarlo. Io ho iniziato a curare i miei primi pazienti a marzo e ho iniziato a guarirli, a vedere che guarivano. E sapete come ho curato i primi pazienti? Mi ricordavo di un articolo del professor Fauci, quello che dice che non si può curare il Covid, che non esiste la cura, quello che dice che solo il vaccino è la soluzione. Eppure nel 2005 il professor Fauci ha scritto un articolo scientifico in cui ha detto, scusate, nel 2015, ha scritto, per battere la SARS, questa è la SARS-2, per battere la SARS c'è un farmaco estremamente efficace, che ha pochi effetti collaterali, che conosciamo da decenni e che si chiama idrossiclorochina. Non solo, ma ha aggiunto, probabilmente, andatelo a vedere, c'è, andate su PubMed, probabilmente questo sarà il farmaco d'elezione per eventuali prossime epidemie o pandemie virali, perché è estremamente efficace. Oggi si è rimangiato tutto, non so perché. Quindi come si cura il Covid? È molto strano che sia casuale. Un virus entra in una cellula e crea infiammazione. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo fare è abbassare immediatamente l'infiammazione al primo sintomo. Al primo sintomo prendetevi un antinfiammatorio, ce ne sono anche da banco, senza bisogno di ricetta. L'acido acetilsalicilico, l'aspirina, abbassiamo l'infiammazione. Poi questo virus è sensibile, per fortuna, ad alcuni antibiotici, tra cui la zitromicina, la levofloxacina, eccetera. Ma non basta quindi antinfiammatorio e antibiotico. Ci sono anche dei farmaci, delle molecole, che anche qui esistono da decenni,
come l'idrossiclorochina, ma non solo, che sono molto attive su questo virus. Ce n'è uno in particolare che viene utilizzato in tutto il mondo, che è l'ivermectina. L'ivermectina è un antiparassitario. In Italia non è registrato come specialità farmacologica di utilizzo, diciamo, domiciliare. Ha un H davanti, vale a dire solo negli ospedali lo possono usare. Ovviamente non lo usano con questa patologia. Quindi, stavamo dicendo, il meccanismo di azione: il virus è entrato, cerca di andare a colonizzare gli altri tessuti, ed è per questo che va, come vi ho detto, bloccato subito, perché più lui si replica, più sarà difficile combatterlo. Questo è normale, lo capirebbe anche un virologo in teoria, non so perché non lo capiscono. Pericolo non è più l'infezione respiratoria virale, ma una malattia autoimmune. Il nostro sistema immunitario diventa il nemico. È qui che dobbiamo lavorare per salvare le persone. Capire questo vuol dire curarli tutti. Ci hanno detto appunto che gli antibiotici non si devono utilizzare, e ci hanno detto che il cortisone non si utilizza mai in un'infezione, perché agevola l'infezione bloccando il sistema immunitario. Ma se il sistema immunitario è il nostro problema, il nostro nemico, certo che dobbiamo utilizzarlo. E utilizzando il cortisone all'inizio, nessun paziente andrà mai in tempesta citochinica, non si svilupperà mai la malattia autoimmune, perché la malattia autoimmune è data dalla spike del virus che diventa un antigene, e dopo circa 2 settimane o qualcosa di più si formano gli anticorpi. Il nostro nemico, quello che fa morire la gente, è l'azione dell'anticorpo, che provoca dei microtrombi, delle piccole coagulazioni del sangue. Noi non dobbiamo aspettare che questo avvenga, se possiamo prevenirla. E negli ospedali si possono sciogliere i trombi. Abbiamo dei farmaci anche qui che esistono da decenni e basta utilizzarli. Il Covid si cura? No. DPCM Conte, l'unico comitato etico da cui si può ottenere un'autorizzazione alla pubblicazione scientifica sul Covid, è l'Istituto Spallanzani di Roma, guarda caso, dove loro hanno messo i loro uomini, il quale regolarmente ci blocca tutte le richieste di lavori scientifici. Prendete il medico americano, a questo punto la vostra ricerca la fate pubblicare negli Stati Uniti. Sanzioni penali per un medico italiano che pubblica dei dati all'estero senza il permesso del comitato etico. Ma vi rendete conto che schifo di paese è questo? E poi dicono che bisogna fare la ricerca, vi prendono per il culo. I ricercatori italiani che vanno all'estero, la fuga dei cervelli. Quando c'è l'antigene che entra nell'organismo bisogna aspettare che si formi l'anticorpo anti-SARS-CoV-2, anti-spike in realtà. Guarda caso tutti i vaccini utilizzano lo spike, questa è una follia, utilizzare la spike, che è la responsabile di questa malattia autoimmune, che è la responsabile dei microtrombi, una follia. Tant'è vero che è pieno di casi. Io ricordo le prime chat di medici quando è iniziato la vaccinazione dei sanitari, che mi dicevano: il mio collega di pronto soccorso è finito in terapia intensiva dopo una dose, ha una trombocitopenia, ha una pastrinopenia, cioè purtroppo la spike è pericolosa. Certo, i numeri ci dicono che ne muoiono solo 400 su 100.000, su 1.000.000, sono pochi. Beh, pochi un momento, parliamone. Se noi curassimo il Covid, su quel 1.000.000 non morirebbe nessuno, quindi io preferisco salvare quelle 400 persone, o che cavolo. Al primo sintomo, antinfiammatori, antibiotico, cortisone, ivermectina, e li salviamo tutti! E finisce questa pandemia che ci ha massacrato. Possibile che non lo capiscano? Voi potrete imbrogliare tutti qualche volta, voi potrete imbrogliare qualcuno per sempre, ma non potrete mai imbrogliare tutti per sempre. Ragazzi, sollevatevi! Le cure esistono, pretendiamole, solleviamo la testa,
urliamo i nostri diritti, difendiamoci, pretendiamo di essere curati con farmaci che costano poco. Grazie agli organizzatori.